Da Paolo Flavio. Grazie Presidente. In questa dica credo essere una di importanti in scienza storica. Tengo su piacere di guardare in sardo e lo faccio in onore di questa Dea Mater che si saluta da ogni dica in trausi in questo Consiglio regionale con forma graziosamente definita de Nivola. Lo faccio in onore di questa personalità di Brusarta che ottengo come amministratore della Sardegna, che è l'onore di Arborea, e lo faccio in onore di questo socio che ha combattuto de Brusu per sostenere questa iniziativa legislativa, che è socio Femminas. La Sardegna si è oggi in una situazione che è pago a definire vergognosa. Le assemblee dei Stati più evolviti e più progrediti dell'Europa hanno una rappresentanza di femmine che sta a giro del 40%, 42% nei paesi scandinavi. L'Europa ha di 31 e 37 in questa Commissione, in suo Parlamento europeo. L'Italia, che è una delle ultime in Europa, ha una rappresentanza media in Parlamento del 20% di femmine. Noi teniamo una femmina ad ogni 15 parlamentari, più spago del 7%. Come potete credere che un criterio di rappresentanza democratica funziona da quando teniamo un rappresentante di ogni 15 per un mondo anche le femmine avuti una per ogni uomo? Come potete credere che una rappresentanza atroziata, malinduglia, possa rappresentare dignamente i sardi e la Sardegna? Funziona da questa iniziativa legislativa che si oppone in campo oggi? I dati sono che funzionano. C'è di Stato come la Spagna e il Belgio che hanno recuperato del 10% in 30 anni a giro a una cifra che si assimila al 40%. Funziona, non è perfetta, ma funziona. Qual è il suo difetto? Il suo difetto principale è questo che Schopenhauer in su eridisce dialettic definiti argomento abutile. E il suo difetto umano è che a ogni femmina che entra in prusi in quest'aula c'è un uomo che entra del manco. E naturalmente quando ci funti questo difetto è normale che ogni uomo si inventi di ogni arrabio, ogni razza di imbodicco, ogni razza di ebrei, ogni micro difetto, in ogni micro pinniga, però non funziona perfettamente. Ma ci funti macro pinnica. Grazie. Onorevole Crisponi.